Buonasera, benvenuti al nostro consueto approfondimento Pineta Oggi il Reporter. Dunque riprendiamo le nostre tematiche, il nostro filone relativo a tematiche di antimafia e proprio la settimana scorsa si è svolta una importante conferenza a Pieve di Soligo, siamo in provincia di Treviso. C'erano diversi relatori importanti e anche molto noti, dunque ricordiamo Salvatore Borsellino, che è il fratello del giudice Paolo ucciso dalla mafia, a seguire il sostituto procuratore generale di Venezia, Francesco Saverio Pavone, che aveva eliminato la mafia del Brenta, a seguire il professor Enzo Guidotto, presidente dell'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso inteso come problema nazionale. Inoltre c'era anche il direttore della rivista Antimafia 2000, testata giornalistica antimafia2000.com, Giorgio Bongiovanni, presente anche il vice direttore Lorenzo Baldo, moderava l'incontro Anna Petrozzi, caporedattore di Antimafia 2000. C'era anche la nostra emittente, ovviamente non poteva non esserci un incontro così importante, dunque possono partire subito tutti i nostri servizi. Vediamo insieme. Nella collettività presso la quale hanno vissuto. È venuto qui. La legge consente... Ecco, potremmo spiegare ai telespettatori la differenza tra quella che è la mafia del Brenta e la mafia siciliana Cosa Nostra? Beh, diciamo che sono due cose in un certo senso completamente diverse, perché l'associazione di Felice Maniero, la cosiddetta mafia del Brenta, è un'associazione criminale esclusivamente veneta che è stata riconosciuta di tipo mafioso perché ne aveva le caratteristiche, però è cosa ben diversa da quella che è la mafia siciliana, che ha connotati del tutto diversi e molto ovviamente più pericolosi e criminali. Per sconfiggere la mafia del Brenta ci sono state difficoltà come nel caso della mafia siciliana, che si fa fatica, non si capisce bene perché, a sconfiggerla. Beh, intanto la mafia del Veneto è stata sostanzialmente sconfitta perché era un fenomeno sia pure diffuso ma circoscritto a questa regione. La mafia siciliana è qualcosa di molto più grosso e ci vorrebbe una sinergia maggiore per poterla debellare, anche perché è molto diffusa. Questa arroganza da parte della politica verso i magistrati, in modo particolare antimafia, c'è il rischio quindi di un isolamento e quindi che possono essere posti in serio pericolo? Ma guardi, la politica negli ultimi tempi ha cercato, per non dire del tutto delegittimato, la magistratura come organo autonomo e indipendente dello Stato, e questo sostanzialmente è stato fatto perché la politica non tollera il controllo della legalità, che è un controllo demandato esclusivamente alla magistratura. Secondo lei in Italia c'è una seria informazione sulle mafie? Ma dipende. Quando la mafia è esclusivamente criminale, nel senso che commette delitti efferati quali omicidi, rapine, sequestri di persona, se ne parla tanto. Quando invece si deve indagare sulle collusioni, si tende a nascondere questo fenomeno, che è poi quello del concorso esterno sostanzialmente, perché è chiaro che la mafia vive e prospera anche con le collusioni del potere politico e amministrativo. Ecco, per concludere, ai giovani, agli studenti, cosa possiamo dire? Quale messaggio? Rispettare sempre le leggi e tenere sempre la schiena dritta e non cercare, come dire, scorciatoie per realizzare i propri ideali. Ringrazio molto, buon lavoro. Grazie altrettanto. Dunque abbiamo raggiunto anche un volto noto sui nostri canali, mi riferisco al professor Enzo Guidotto, presidente dell'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso, inteso come problema nazionale. Dunque, innanzitutto come sta? Dopo tanto tempo ci ritroviamo con piacere. Molto bene, a gonfie vele si va, perché in 13 giorni sono riuscito a organizzare
e realizzare 16 iniziative, quindi ho inaugurato in questo modo il mio 70° anno di età. Bene, quindi con cose costruttive, informative. Sempre costruttive, perché parlare del male è sempre utile perché si esorcizza e si combatte. Non parlarne in modo adeguato significa prendere in giro la gente, e c'è tanta gente che parla, si espone solo per mettersi in vista, per fare carriera politica, aspirare a candidature, arruffianandosi i potenti. Questi soggetti esistono. Ecco, proprio di parlare di cose costruttive. Questa sera qui in conferenza sono state dette delle cose di carattere, a mio avviso, fondamentale, no? Parlarne nelle scuole, agli studenti, può essere positivo o no? Qualcuno dice che dicendo queste cose agli studenti i ragazzi possono affievolire la loro fiducia nelle istituzioni. Secondo questa concezione bisognerebbe dire che le istituzioni sono tutte pulite, cioè bisognerebbe dire delle bugie. E questo è paradossale, non solo, ma va contro disposizioni scritte che esistono a livello ministeriale. Il decreto Moro, per esempio, del 58, che dice che bisogna far capire ai ragazzi che il binomio morale e politica deve essere tenuto sempre ben saldo, e poi che l'insegnante, prima di essere un trasmettitore di conoscenze, deve essere un eccitatore di modi di coscienza morale e sociale. Tanti insegnanti e presidi sono andati in pensione senza aver mai letto questo decreto che ha forza di legge. Ma poi ci sono le linee di indirizzo del ministro Fioroni del 2007 che nel primo punto, il cui contenuto è caratterizzato dall'educazione alla legalità finalizzata alla lotta alla mafia. Il paragrafo che porta questo titolo è messo al primo posto. Questo paragrafo l'ho scritto io, nella sostanza, perché parole, espressioni e frasi mie sono diventate del ministro, perché io l'avevo scritto nel rapporto del comitato del quale facevo parte a Roma, e poi è stato adattato alle linee di indirizzo piuttosto lunghe. Cosa dicono? Dicono che la mafia è presente in tutto il territorio dello Stato. Il problema deve essere fatto conoscere a tutti ai ragazzi di tutta l'Italia, anche per evitare un ulteriore inquinamento del mondo economico e politico. Ecco, queste linee di indirizzo sono state sistematicamente ignorate e boicottate da funzionari ministeriali, regionali dell'amministrazione periferica del Ministero Pubblica Istruzione, regionale, provinciale e anche da alcuni presidi. Paradossalmente un preside mi ha chiesto: per piacere me le dai tu queste linee di indirizzo? Ecco, se si arriva a questo, io sono in pensione da 18 anni, quando mi sento dire una cosa del genere dico ma è possibile? Perché se non... Il Papa Wojtyla diceva sempre: la conoscenza crea coscienza, se si prende coscienza civica scatta la molla dell'impegno civico. Quindi la scuola, cioè gli insegnanti, i presidi e questi funzionari impiegati che se ne infischiano, boicottano e fanno finta di ignorare, sono responsabili della degenerazione del costume, purtroppo, che sembra inarrestabile. Io sono ottimista e quindi sono convinto che possa arrestarsi, anche denunciando pubblicamente le manchevolezze delle persone che ho citato prima. Abbiamo qui con noi anche l'assessore alla cultura. Ecco, perché questa conferenza, perché questo incontro stasera qui a Pieve di Soligo? L'anno scorso abbiamo voluto festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia con una rassegna che si è intitolata Italiani di Costituzione. È stata organizzata dal Comune di Follina in collaborazione con gli attivisti dell'Associazione Culturale Careni di Pieve di Soligo, e era proprio incentrata sui primi 12 articoli della Costituzione. Attraverso il linguaggio cinematografico abbiamo voluto portare al pubblico, ai giovani in particolare, ma a tutto il pubblico dei nostri comuni e del mio comune in particolare, il messaggio della Costituzione e il pensiero dei padri costituenti che l'hanno scritta.
È stata una rassegna che ha avuto un grande successo di pubblico. Attraverso quei film siamo riusciti a parlare di legalità, abbiamo parlato di diritti, di diritto alla cittadinanza, di diritto al lavoro e all'istruzione, e quasi spontaneamente, prima ancora che la rassegna finisse, abbiamo deciso che doveva continuare, e quest'anno quindi abbiamo scelto la data del 16 marzo, 151esimo compleanno del nostro paese, per riprendere questa rassegna che si chiama di nuovo Italiani di Costituzione, e in concomitanza anche con un'altra data molto importante, che è quella del 21 marzo, giornata in ricordo di tutte le innocenti vittime della mafia, che sono 900. I nomi delle vittime verranno letti anche nei nostri comuni, qui nel comune di Pieve di Soligo il 21 marzo, e quindi abbiamo voluto iniziare parlando di legalità questa rassegna. Infatti l'agenda per la legalità è una 4 giorni di eventi che è iniziata ieri nel comune di Follina con la proiezione del film I 100 passi di Marco Tullio Giordana, e che è continuata questa sera con questi ospiti importantissimi che abbiamo avuto e che ci hanno emozionato tantissimo, perché loro sono gli italiani di Costituzione, ai quali noi di tutte le generazioni, ma in particolare pensiamo appunto ai giovani, come ci ricordava il fratello del magistrato ucciso il 19 luglio del 1992, quindi 20 anni fa. È proprio a loro che pensiamo, ma tutti noi abbiamo questa speranza che attraverso questi uomini che abbiamo sentito questa sera il nostro paese possa veramente cambiare. Domani questi stessi relatori, Salvatore Borsellino e altri relatori presenti questa sera, incontreranno i giovani giovanissimi della scuola media di Follina, e successivamente i ragazzi un po' più grandi del liceo Isis Casgrande di Pieve di Soligo. Ecco, saranno loro che faranno le domande che questa sera non abbiamo potuto fare, perché abbiamo ascoltato con estremo interesse 2 ore di racconto, no, di quello che è stato, di quello che è successo negli anni terribili per l'Italia del 92-93 e che poi ha continuato in questi 20 anni. Saranno i ragazzi domani a fare le domande a Salvatore Borsellino, e a loro Salvatore passerà appunto il testimone di continuare questa lotta. E poi la nostra agenda per la legalità si conclude il 21 marzo, e l'Associazione Democrazia di Pieve di Soligo, associata a Libera, ha organizzato appunto una giornata molto importante con la lettura e la proiezione anche nella piazza principale di Pieve di Soligo dei nomi delle 900 vittime di tutte le mafie. Devo dire, è molto sentita questa sera, la conferenza era veramente piena la sala, non è andato via nessuno. Sì, siamo proprio contenti, questo era il nostro obiettivo, di far riascoltare anche ai cittadini che abitano nei nostri comuni, qui nel quartiere del Piave, questi messaggi, il messaggio di Paolo Borsellino e il suo grande amore per il nostro paese. Ringrazio Assessore, buon lavoro. Grazie a voi e grazie al pubblico che era presente. Agli occhi, questo rappresenta quell'agenda, e da quel punto paga il pagamento delle cambiali, e non è soltanto il governo di destra a pagarli, per il governo di destra è impegnato più che altro a fare leggi ad personam, per cui c'era poco tempo per fare altri dispositivi per venire incontro ai mafiosi, ma ne hanno fatto tante, la legge sulle intercettazioni, ci hanno tentato in tutte le maniere. Poi quel governo aveva un altro compito, quello di cercare di distruggere uno dei poteri indipendenti dello Stato, è questo che hanno tentato di fare. Riprendiamo da studio, io ringrazio tutti gli ospiti che ci hanno rilasciato queste interviste, queste spiegazioni molto importanti che ci devono far seriamente riflettere. Un ringraziamento particolare anche a Daniela Pazzaia per la collaborazione con la nostra emittente. Grazie anche a voi gentili telespettatori che ci avete seguito, buonasera e appuntamento alla prossima settimana come sempre.